Torna l'incubo degli incendi, fiamme nel bosco alle spalle della stazione di rifornimento di Duino, subito evacuata e interdetta al pubblico. Il rogo, forse provocato dallo sfrigolio dei binari e passaggi dei treni sopra la stazione, è scoppiato alle 12:15. Nel giro di mezz'ora dall'inizio dell'incendio è stata chiusa la ferrovia, poco dopo anche il raccordo autostradale, prima in direzione Venezia, poi anche in direzione Trieste, con deviazione del traffico dalla barriera dell'Isert alla strada statale. Sul posto la Polizia di Stato, Protezione Civile, con 11 squadre operative con 38 volontari e 21 mezzi, più altre 5 squadre dei vigili del fuoco, 3 gli elicotteri impegnati a domare le fiamme e un Canadair arrivato da Genova. Particolare preoccupazione per i cittadini di Duino Alta, che hanno visto il fumo e le fiamme lambire le proprie case. In particolare il fuoco ha quasi raggiunto una bombola di GPL nei pressi di un'abitazione. Qualora fosse successo, poteva essere una strage. Come informa lo stesso vice sindaco di Duino, Mitia Petelin, è stata emanata un'ordinanza che invita gli abitanti a restare a casa, obbligo di indossare la mascherina FFP2 e l'invito a chiunque di non recarsi in quelle zone, Sistiana, Duino e San Giovanni. Non è stato necessario invece evacuare gli abitanti della zona. Un nuovo rogo a una settimana di distanza dallo spegnimento del fronte sul vallone di Gorizia, che ha mandato in fumo 3.700 ettari di bosco tra Italia e Slovenia, che ha subito fatto risalire l'ansia tra i residenti della Venezia Giulia in quella che è già stata ribattezzata l'estate degli incendi.